Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, alla rubrica Che fine hanno fatto. Oggi, come è capitato già per il Chievo e per il Siena, mi sembrano le due un po' più prestigiose, un po' più blasonate che abbiamo trattato. Parliamo di una squadra che per tanti anni ha calcato i campi non solo della Serie B e della Serie C, ma anche della Serie A. Parliamo della Reggina, che ha al suo attivo ben 9 campionati di Serie A e che oggi si trova in Serie D, e andiamo a ripercorrere più o meno quello che è successo per sommi capi nella storia della Reggina, che dopo 85 anni di storia, 85 anni di vita, nella stagione 98-99 approda per la prima volta in Serie A. L'allenatore è Elio Gustinetti. Pensate che la Reggina 10 anni prima aveva fatto lo spareggio per andare in Serie A e l'aveva perso a Pescara con la Cremonese ai calci di rigore. La promozione sarebbe potuta arrivare 10 anni prima, invece arriva nel 1999. L'allenatore, come vi dicevo, è Elio Gustinetti, che guida la squadra praticamente per tutta la stagione. Una Reggina che parte in sordina, non con velleità di promozione, eppure riesce a disputare un campionato ottimo, un campionato con una squadra quadrata che aveva il suo bomber in Fabio Artico, che segnava diversi gol. Riesce a stazionare in zona promozione soprattutto da un certo punto del campionato in poi. Poi succede che Gustinetti viene esonerato a pochissime giornate dal termine del campionato. Perché viene esonerato? Perché il presidente della Reggina, Foti, si accorge, o forse glielo dice proprio l'allenatore, che Gustinetti si è accordato con l'Empoli per la stagione successiva, stagione 99-2000. Foti ci rimane male, forse pensa anche che questo accordo possa in un certo qual modo minare le sicurezze e le certezze del gruppo. Lo esonera, arriva il vecchio Bruno Bolchi, che conduce la squadra nelle ultime giornate. C'è la partita decisiva, che è Pescara-Reggina, proprio alla terzultima giornata. La Reggina vince 2-0 nonostante un calcio di rigore assegnato al Pescara e fallito da Gelsi del Pescara. La Reggina all'ultima giornata vince 2-1 in casa del Torino, e vi ho portato anche il ritaglio della Gazzetta dello Sport. Reggina benvenuta tra i grandi, vittoria in casa del Torino già promosso. Eccolo qui, 2-1 con i gol di Cozza, pareggio di Ferrante e il gol decisivo di Tonino Martino, centrocampista della Reggina. Eccolo qui, e qui c'è anche un po' quello che era stata l'attesa della città di Reggio Calabria, la lunga attesa davanti ai maxi schermi, poi in 10.000 ad aspettare la squadra. La città in festa. L'ultima giornata, Reggina 64 punti come il Lecce, terza in classifica, e arriva la promozione in Serie A. In estate arriva Franco Colomba in panchina. La stagione 99-2000 della Reggina io me la ricordo molto bene, perché la Reggina era una squadra che, non so per quale motivo, questa è una cosa che forse è cambiata negli anni, o forse il fatto che non ci fossero i social, che non ci fosse internet, uno si limitava a quello che pensava lui e la sua cerchia di persone, e a quello che veniva detto in televisione. Magari c'erano tante persone a cui la Reggina era antipatica e io non lo sapevo. Magari oggi, leggendo i commenti, si nota un po' meno questa cosa. Era una squadra che era simpatica a tutti, cioè a me sembrava che tutta Italia tifasse per la salvezza della Reggina. La salvezza della Reggina effettivamente avviene anche in maniera piuttosto tranquilla. I calabresi non soffrono mai particolarmente nella zona bassa della classifica, anzi ottengono anche risultati abbastanza prestigiosi, a partire dal primo, che è il pareggio all'esordio assoluto in Serie A. La Reggina pareggia 1-1 in casa della Juventus con gol di Callon. Vi faccio vedere intanto il corrisportivo che gli aveva dedicato Salve Reggina, questo speciale con un po' tutta l'analisi della squadra, anche quello che era un po' l'organico della squadra, quella che era anche come viveva la città di Reggio Calabria all'esordio e il ritorno della Calabria dopo tanti anni, dopo il Catanzaro di inizio anni 80 in Serie A. E vi faccio vedere anche il tabellino, se lo trovo, di Juventus Reggina 1-1, prima partita della Serie A della Reggina, con vantaggio della Juventus e pareggio dei calabresi. Eccolo qui, gol di Inzaghi per la Juventus e pareggio all'inizio del secondo tempo di Callon per la Reggina. Questo è il primo anno dei calabresi in Serie A. Poi l'anno dopo arriverà la retrocessione, dopo lo spareggio col Verona che vi ho raccontato nel video di qualche anno fa.
e poi arrivano ben 7 campionati di fila della Regina in Serie A dopo la promozione del 2001-2002, e quindi in totale 9 campionati di Serie A, oltre a 25 campionati di Serie B, 330 partite in Serie A per la Regina, oltre 1050 in Serie B. Nel 2015 non si iscrive in Serie C e riparte dalla Serie D, riconquista la Serie B nel 2020 al termine di una cavalcata straordinaria nel girone C della Serie C, ma non si iscrive, è esclusa dalla Serie B nel 2023, riparte dalla Serie D dove è adesso e dove si sta giocando il primo posto con il Siracusa, anche se i siciliani sono un po' più avanti e sembrano i favoriti per la promozione. Vedremo se ci sarà eventualmente un ripescaggio, vedremo quello che accadrà. Tra l'altro, se seguite la Regina sui social, su Facebook, su Instagram, le pagine sono molto aggiornate. C'è un seguito di pubblico eccezionale sia in casa che in trasferta. Ovviamente in trasferta si trova ad affrontare anche squadre con stadi, impianti molto piccoli, quindi non è che possano andare in migliaia in trasferta, ma fidatevi che la Regina è molto seguita sia al Granillo di Reggio Calabria sia in trasferta. Vedremo che fine farà in questa stagione, tanto come vi ho già detto a luglio faremo un riepilogo delle squadre che abbiamo trattato e vedremo in che posizione si sarà piazzata la Regina alla fine del campionato. Vi ripeto, 9 campionati di Serie A, 25 di Serie B, tanti anche in Serie C. Vediamo quando riuscirà a tornare quantomeno fra i professionisti la squadra Amaranto, la squadra calabrese, che seguiamo con tanta attenzione e anche, diciamo, con tanta simpatia. Voi iscrivetevi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate like, commenti, seguite anche le pagine social che sono nella descrizione del canale, e anche il blog, che vedo che sta aumentando molto come visualizzazioni, dove ci sono tante storie, dove ci sono gli approfondimenti sulle maglie, sulla Serie A attuale e sul fantacalcio. E io torno domani. Avanti tutto.